Diamo un caloroso abbraccio al nostro caro Zucchero Farlaciari, una rockstar apprezzatissima in tutto il mondo. Ed ecco a voi il grande Zucchero. Io sono Maren e lui è Zucchero e insieme facciamo un bel dolce oggi, va bene? Bello tosto, eh? E allora, iniziamo. Zucchero filato. Bravo. Sì, grazie. Ma come ti chiami? Io mi chiamo Zucchero. Zucchero? Ah, vabbè, non l'avevo Zucchero, capito. diciamo. Ora l'ho capito. Comunque, andiamo avanti. Ho saputo Anche se io sai, sono di origine siciliana. E allora, ho saputo che hai una bella collezione. Sì, c'ho collezioni di orsacchiotti, di bambole. Ce li dividiamo Una con... bella collezione di orsacchiotti a casa. E anche una bella collezione Sì. di soldatini. Sei anche un giocherellone nonostante la tua età vetusta. Insomma, sei un Matusalemme ormai. Tu sei Sì. fratello. Io mi diverto. Poi Io mi diverto a giocare è con i nato prima il soldatini. blues o Zucchero? È un quesito molto rovente questo. E ancora non l'ho capito neanche io. Ma, insomma, ci sei o ci sai? Perché, insomma, tutti lo dicono. Ma il Zucchero che conosciamo è quello più disinvolto? Oppure quello meno disinvolto, più introverso, che gioca con i soldatini? Intanto si dice lo zucchero, no il zucchero in italiano. Comunque, nasce prima il blues e poi zucchero, perché io ancora non ero nato quando è nato il blues, quindi questa domanda sembra anche un po' banale. Comunque, niente, anche io ho iniziato a fare... Insomma, quando tu pensi alle tue canzoni, come ti ispiri? Vai al lago, vai in montagna, vai in spiaggia, e te ne vai, non lo so, in circo a vedere gli elefanti. No, anche io come un grande amico mio, mi diletto, mi chiudo in bagno e niente, mi concentro là dentro, mi chiudo là Per dentro. esempio, senza da nome l'hai fatta quando eri solo o eri già fidanzato con Clara Bella? Sì. Perché, insomma, non capisco. Oppure quando fai canzoni come Mirra, Oro, Incenso, e ti ispiri a Natale? Babbo Natale, quella è la storia dell'esperienza. Capiamo che abbiamo davanti. Zucchero Farlaciari chi è in realtà? Perché siamo molto incuriositi. E poi è vero che ti piace la musica neomelodica e che vorresti fare la fratellanza pure tu assieme a Dario Argento e agli altri, in modo da avere un certo tenore di vita anche notturna, fai le telefonate con lo psichiatra, insomma. Sì, esatto. Io praticamente quando faccio una canzone neomelodica mi chiamano Zuccaro Fornacella. Fornacella era nei palchetti, mi chiamavano così. Tutti mi chiamavano in questa maniera. Contaci un po' di Woodstock. Si dice che tu hai creato una setta, hai dato Sì. il permesso a Joe Cocker di cantare, hai creato anche una fratellanza anche a Woodstock suonata sullo scantarsi. Sì, quello dello Insomma, sei un scantarsi. bellissimo, sì. caro Zucchero. Allora, Ma dimmi una cosa, come non ti ti chiamano a posso casa, dire, Zucchino? non ti posso Oppure dire. Zuccherino? E allora, Zuccherino, da filato. ci parli del tuo prossimo album? Se hai intenzione di farlo? E se è vera questa neobina Senti, niente, no, questa neomelodica. Si tratta praticamente, Sì. in effetti io mi scanto. Ma allora lo lascia stare queste cose. Io mi Sono cose scanto, del allora passato, abbiamo, dai, non ci fare del caso. sapendo che anche Dario Argento era così, mi sono ancora non ha associato piatto, alla cosa ti brucia? fratellanza. So che ti hanno messo il peperoncino nel A panino. brucia assai veramente.